Carissimi telespettatori, rieccoci insieme. Come ogni venerdì noi ci rivolgiamo in modo particolare ai pensionati supportati dalla SPI-CGIL del Veneto. Vediamo di fare il punto della situazione. Punto della situazione nuovo questa settimana rispetto alla scorsa, perché dobbiamo stare un po' al passo con quel che succede o che non succede. E questo è un altro dato di fatto. Per cui nuovamente con noi in studio Rita Turati, segretaria generale regionale SPI-CGIL del Veneto, grazie di essere qui con noi. Buongiorno. E il nostro supporto tecnico di Maria Pistorello, con un piacere anche sempre dei nostri telespettatori che invocano le vostre presenze, perché forse anche siete donne, così, insomma, e cercheremo di fare dei discorsi molto chiari per tutti coloro che ci hanno richiesto di essere espliciti ed estremamente semplici. Allora, vediamo un po' il punto. Anche se ci si aspettava che ad oggi si fosse arrivati già a qualche cosa, in realtà siamo ancora un po' in una fase turbolenta, o no? Sì, anche stamattina c'è un tavolo importantissimo e probabilmente anche ultimativo, insomma, no? Con il governo. Speriamo ultimativo, perché... Speriamo ultimativo, diciamo, di questa prima fase. Se non si trova un accordo. Allora, capisco che parlare di queste cose è complicatissimo e ci sono delle parti che sono chiare e delle parti no. Che cosa è successo? Perché l'altra volta in trasmissione siamo andati in onda che era appena successo, sì. Quindi abbiamo anche, insomma, capisco, magari non siamo riusciti ad essere molto chiare. C'è stato un verbale, dopo 4 mesi di confronto fra sindacati e governo, sul tema della previdenza. La previdenza è tornata ad essere un punto di discussione fra le organizzazioni sindacali e il governo. Un confronto serio che è entrato nel merito delle, diciamo, criticità, delle emergenze sociali che la legge Fornero aveva provocato nel corso di questi anni. E si è incominciato ad affrontare sia le emergenze per quanto riguarda i pensionati, cioè coloro i quali sono già in pensione, e le emergenze, diciamo, per le persone che stanno per andare in pensione. E poi c'è il terzo capitolo che riguarda i giovani. Queste 3 cose ha affrontato in questi 4 mesi. Il 28 di settembre c'è stata la prima parte, diciamo così, di valutazione congiunta fra governo e parti sociali per fare, insomma, il punto della situazione e decidere quale parti dovevano rappresentare, diciamo così, un'intesa e quindi dovevano avere nel bilancio, nella legge di bilancio dello Stato, il finanziamento per essere immediatamente fruibili, quali parti concordavano che avrebbero dovuto avere un seguito di discussione, eccetera. Insomma, quindi si è fatto un verbale in cui praticamente diviso in 2 fasi, in cui la prima fase doveva trovare un finanziamento immediato nella legge di stabilità che scade dal punto di vista dei tempi, i tempi per definirla scadono proprio in questi giorni, perché il governo dovrebbe licenziarla come Consiglio dei Ministri proprio in questo weekend, per poi presentarla a Bruxelles e poi portarla in Parlamento. Ma la cosa importante è che questo verbale che si è siglato si dice che non finirà la discussione sul sistema previdenziale con questo verbale d'intesa. Ora, anche nella prima parte ci sono dei punti che sono chiari, degli altri punti che hanno bisogno ancora di approfondimento, e oggi c'è questo tavolo di confronto ancora aperto che dovrebbe essere ultimativo. Che cosa c'è di certo? Poi vedremo se i soldi che Renzi e Padoan metteranno saranno esattamente corrispondenti ai costi che queste misure determinano. 2 cose per quanto riguarda i pensionati. La prima è l'equiparazione della no tax area cosiddetta, nel senso che prima, fino, diciamo, adesso, diciamo, in questo periodo ancora, c'è una differenza, una diseguaglianza, un'ingiustizia sociale, io la chiamo, fra quanto pagano di IRPEF, mettiamola così per semplificare, i pensionati e quanto paga il lavoro dipendente. L'anno scorso con la finanziaria si è fatto una prima tappa di avvicinamento e la differenza è dovuta all'età, badate bene, cioè il tema dell'età è quello che fa la differenza e dovremmo essere... No? Cioè,
in questo paese, appunto, con tutte le differenze che ci sono, andiamo a contrapporre di nuovo giovani, anziani, lavoratori e pensionati. La norma dice che non ci sarà più nessuna differenza, gli 8.125 euro sotto il quale non si pagherà più l'IRPEF, che sia IRPEF nazionale o che sia addizionale locale, regionale, eccetera, deve valere come soglia di esenzione sia per i lavoratori dipendenti che per i pensionati, quindi si è tolta un'ingiustizia. Questo è un aspetto fondamentale, spieghiamo bene che forse questo non è stato compreso. Ma dopo io ti coi titoli e poi passo la parola a Maria, facciamo così, perfetto. Lei entra nello specifico. La seconda cosa importantissima per i pensionati è la cosiddetta somma aggiuntiva, quella che viene chiamata 14ª. Al momento era riconosciuta per i pensionati che avevano un reddito con 64 anni di età, con un reddito di riferimento al massimo di 750 euro, cioè una volta e mezza la pensione minima. Adesso questa somma aggiuntiva viene riconosciuta, che non è assistenza, questa è legata ai contributi versati, viene riconosciuta maggiorata per le persone che ce l'hanno già e allargata la platea fino a 1.000 euro di pensione lorda al mese. E insisto, questa non c'entra niente con le minime di cui si parla o con l'intervento di carattere sociale. Questa è legata ai contributi che le persone hanno versato, tanti o pochi, nel corso della loro vita. E secondo noi questo è un punto, l'abbiamo chiesto noi, perché la platea e il Veneto lo sappiamo bene, noi abbiamo i dati che possiamo anche trasmettere dopo. Casomai se il regista può mandare la diapositiva numero 3, la slide numero 3, così vediamo anche i dati che riguardano la regione, la ricaduta in Veneto della 14ª mensilità. E adesso vediamo sono le persone che hanno quel reddito lì da pensione e perché rappresenta un'emergenza. Queste sono le due cose fondamentali che io tenevo a sottolineare. Perfetto. Sì, infatti in Veneto hanno diritto alla 14ª mensilità fino al 2016 quasi 190.000 persone. Ne beneficeranno a partire dal 2017 altre 113.000 pensionati, stiamo parlando di pensionati e pensionate, per un totale di oltre 300.000 pensionati e pensionate che avranno un incremento del loro trattamento pensionistico, diciamo così, perché la 14ª, lo ricordo, viene pagata nel mese di luglio. Se la regia manda la diapositiva numero 2 invece, così vediamo nella 2, eccola qui, vediamo proprio nello specifico. Intanto i nostri ascoltatori possono guardare la tabella che è anche differenziata per colori per essere resa un po' più leggibile. Allora, finora chi ha diritto alla 14ª? Chi ha un reddito mensile lordo non superiore a 750 euro. E l'assegno che viene dato è differenziato in base all'anzianità contributiva. Vedete, anzianità contributiva che è divisa in 3 parti, fino a 15 anni di contributi versati, da 15 a 25 anni e oltre 25 anni. Attualmente quelli che la prenderanno, cioè tutti quei pensionati e pensionate che entro il 31 dicembre del 2016 compiranno 64 anni e sono in quei limiti di reddito, hanno diritto a prendere, o del tutto in parte, perché dipende dal mese in cui compiono gli anni, hanno diritto ad avere 336 euro se hanno fino a 15 anni di contributi, 420 euro se ne hanno da 15 a 25 e 504 euro se ne hanno se hanno più di 25 anni di contributi versati. Però per loro c'è una novità. Per tutti coloro che l'hanno presa finora e che la prenderanno entro il 31 dicembre 2016 c'è una novità.
L'accordo tra il governo e i sindacati ha ottenuto un aumento di questi assegni, quindi chi prendeva 336 euro ne andrà a prendere 437, vedete è l'ultima colonna dal 2017. Chi prendeva 420 euro ne andrà a prendere 546 e chi ne prendeva 504 ne andrà a prendere 655. Quindi la prima parte, per quanto riguarda la 14ª mensilità, abbiamo portato a casa un aumento dell'assegno che spetta ai pensionati ultra 64enni che hanno ottenuto entro quest'anno, che otterranno la 14ª. Ecco, questo volevo chiedere, siccome appunto leggendo i giornali forse non è ben chiaro, è messo in discussione anche quest'oggi, perché si è detto che il governo in realtà non avrebbe tutti questi soldi, visto che ci sono anche altre situazioni da risolvere, e quindi anche questo aumento era messo in discussione parlando di cifre più basse, come anche la cifra proprio in sé per sé della no tax area. Insomma, si è creata un po' di confusione. Allora, intanto voglio ricordare che quella della 14ª è una riforma strutturale, quella che c'è in vigore adesso è una riforma di 10 anni fa, non verrà toccata, i soldi il governo li deve trovare, tranne cambiare, cioè sopprimere la legge. Per quanto riguarda il beneficio invece, la segretaria generale lo spiegava bene prima, per quanto riguarda i benefici ottenuti adesso con questo accordo di massima, noi del sindacato siamo chiamati a vigilare affinché si passi dalla promessa scritta sulla carta al fatto concreto. Come si passerà al fatto concreto? Si passerà cercando di essere in questo periodo molto, come posso dire, presenti a sollecitare le forze politiche, a far sì che quando il provvedimento arriverà in Parlamento questo venga tradotto in legge, perché per adesso è assolutamente necessario che avvenga questo passaggio. Quindi siamo in una fase molto delicata. Sì, esatto. Io passerei, non so Rita se vuoi aggiungere qualcosa su questo, che poi passo alla seconda parte, la nuova 14ª. Su questo io aggiungo solo una cosa, che non è tanto in discussione la 14ª e queste cose che ha appena spiegato, perché lì i criteri sono già definiti e nemmeno la no tax area. Ok, quindi anche questo è fissato. Cos'è che è messo in discussione? La platea, i criteri che definiranno la platea, cioè quante persone potranno essere definite esattamente precoci in particolare o potranno usufruire della cosiddetta APE sociale, perché il tavolo di oggi era ballerino sui numeri, ok? Non c'era la cifra definitiva di tutto il pacchetto, perché ho cercato di spiegare prima, ho una voce pessima oggi e mi tocca urlare, spero di... che i 2 miliardi che il governo ha messo a disposizione riguardano i pensionati e i pensionandi, coloro che dovranno andare. Mentre sui pensionati è più semplice, è chiaro chi sono, ci sono delle novità per i pensionandi che hanno bisogno di essere definite. Allora le cifre ballerine, guardavo anche oggi prima di venire qua, sono definite su queste figure, insomma, che poi magari se vuoi troveremo il tempo. Certo. Adesso però chiariamo bene, visto che noi rappresentiamo il sindacato dei pensionati, i nostri pezzi in modo che possa rimanere, insomma, chi ci ascolta. Sì. Quindi chiedo alla regia se gentilmente rimette la diapositiva numero 2, che così che è quella che avevamo visto inizialmente. Sì, quella che... Allora, ecco qua. Quindi un primo aumento che riguarda coloro che già ce l'hanno e poi l'allargamento della 14ª a chi? A quei pensionati che hanno, a partire dal 2017, hanno un trattamento pensionistico e comunque redditi fino a 1.000 euro mensili lordi. Amplieremo la platea, come abbiamo visto dai numeri prima, di circa 100, oltre 100.000 pensionati nel Veneto, ed ecco allora cosa andranno a
a prendere a partire dal 2017 con l'assegno che verrà pagato a luglio del 2017. Quindi devono ancora aspettare un pochino, quindi precisiamolo. Sì, certo, perché partirà dal prossimo anno, infatti verrà messo nella legge di stabilità che riguarda il 2017 questo provvedimento. Allora, per chi ha fino a 15 anni di contributi gli verrà dato un assegno di 336 euro, chi ha da 15 a 25 anni contributi un assegno da 420 e chi ha oltre 25 anni contributi un assegno da 504 euro. Io mi fermo qua adesso, questa è l'illustrazione per quanto riguarda la 14ª mensilità. Do un altro dato. Questi soldi sono esentasse, sono puliti, non è che poi vanno a fare cumulo con reddito e quindi avranno delle trattenute, eccetera. I pensionati per averli non devono fare domanda perché l'INPS, che è come posso dire collegato in rete con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate, glieli dovrebbe riconoscere automaticamente, salvo poi però ottenere da parte del pensionato attraverso il modello RED, che per averlo basta passare presso i CAF anche della CGIL, devono controllare che poi il pensionato abbia effettivamente solo quei redditi là di cui l'Agenzia delle Entrate ha potuto certificare. Ecco, quindi non devono fare la domanda, però se pensano di essere in quella categoria e non hanno avuto la 14ª, non l'avranno avuta, sto parlando sia per i futuri ma anche per quelli che già dovrebbero averla, quindi che hanno più di 64 anni, che si trovano nella prima parte della diapositiva che abbiamo visto prima. Ricordo che lo SPI-CGIL fa il controllo della pensione, quindi noi siamo in grado di stabilire se c'è il diritto, perché potrebbe essere, ed è capitato, che per qualche motivo di incrocio dati che non funziona bene, l'INPS non ha riconosciuto questo che noi chiamiamo diritto inespresso, perché è un diritto che il pensionato ha, che però non ha potuto esigere. Allora andiamo adesso subito in pubblicità. Prima, rispondendo a una mail che ci è arrivata, penso figli di persone che anche difficilmente molti scrivono delle mail, comunque diceva: ma è necessario che il pensionato, quindi proprio il genitore, faccia domanda di questo modello RED? Perché poi molti, non ricevendolo più a casa, abbiamo capito, non si pensano neanche di andarlo a ritirare. Che cosa serve? Allora, questa è la domanda. Allora, a questo punto rispondiamo dopo la pubblicità, perché magari richiede un attimo di attenzione e giustamente va spiegato bene la questione di principio, anche se magari sarà necessario. Riscriveteci, riporremo le domande anche nelle prossime occasioni. Certo. Pubblicità, pochi secondi.